Ciao ragazzi, bentornati. Questo è il 58esimo episodio che inizia molto bene con la vittoria davvero schiacciante sugli spagnoli, arrivata purtroppo solo con un po' di ritardo. Infatti non è stato facile vincere questa guerra, però davvero possiamo dire che è stata un po' una pietra miliare nella nostra ascesa al potere militare, no, dell'Italia, perché è stata la prima guerra contro una nazione così potente che siamo riusciti a vincere completamente da soli, senza l'aiuto di Francia o di altri alleati. E l'abbiamo vinta anche alla fine molto, molto bene, perché siamo riusciti a prendere ben tre colonie, ben tre province e anche tre colonie, in effetti. Ehm, e questo, vediamo, ci ha anche dato un po' di sì, tradizione militare, siamo messi bene anche da questo punto di vista, però ci troviamo in una situazione abbastanza difficile perché abbiamo una elevata sovraestensione che finirà, cioè tornerà sotto il 100% solo con l'integrazione di Lienz, quindi tra un anno circa. Però cos'è per noi il 130% di sovraestensione? Siamo ormai abituati anche ad arrivare intorno al 300% se non ricordo male, quindi riusciremo di certo a resistere. Abbiamo anche grandi spese coloniali perché insomma cavoli, non siamo tanto messi bene qua. Vabbè. No, stiamo spendendo un sacco nelle colonie perché siamo nettamente sopra il limite, cioè abbiamo il doppio delle colonie che potremmo avere. Però, beh, qui non manca affatto molto. Magari anche se siamo fortunati a fine mese potremmo aver finito. Ciò nonostante stiamo creando pure un'altra colonia, quindi dovremmo preoccuparci di finire anche quest'altra. E vabbè, è una situazione non molto problematica perché siamo in pace, non abbiamo grosse spese a cui far fronte e la nostra economia è comunque abbastanza fiorente, per quanto abbastanza mutevole. Abbiamo stabilità positiva. L'unica cosa è l'introito da commercio che è davvero sempre eh, difficile da prevedere come possa variare. Il problema nel nostro caso, immagino, sia principalmente dovuto al, vabbè, qui che non siamo nella capitale. Questa è anche una seccatura. Qui cavoli quanto potere abbiamo. E... Sì, stiamo commerciando non nella capitale e inoltre pensavo fosse dovuto alla sovraestensione, ma a quanto pare no, perché non ho visto, cioè pare che non ci sia questo impedimento. Magari a Ragusa c'è. Allora, mi pareva di ricordare però che la sovraestensione influenzasse tutto ciò, ma forse non in queste province. Non chiedete. Allora, la sovraestensione, vediamo, da diversi lati negativi, come ad esempio potere di commercio all'estero. Eh, quindi noi non siamo all'estero sostanzialmente. Magari qua. Ui, dove siamo finiti qua? Scomparsi. Ecco, qui abbiamo la sovraestensione che fa i suoi lavori sporchi. Comunque non so, credo sia un errore momentaneo quello che abbiamo visto, che abbiamo zero commercio nei Caraibi. Stavo considerando forse di spostare questi commerci 18, no, verso Genova.
lo so però. Però se continuiamo ad avere il 64%, eh, potremmo anche guadagnarci. Però non è chiaro, 49 Eh, ma facciamo così, cerchiamo di capire come si stabilizza la situazione poi, perché non è facile poi capire che cavoli significhi tutto questo, perché comunque sarà vero che perdiamo un sacco di potere, ma abbiamo pressoché il 100% comunque qua. Quindi a noi importa invece che non si perdano i soldi, non il potere. I soldi non vengono modificati eh, cioè dalla perdita, non vengono influenzati direttamente dalla perdita di potere commerciale, perché se abbiamo comunque il 90%, cioè ci teniamo il 90% dei soldi, vengono modificati dall'efficienza di commercio, cioè l'efficienza con cui esigiamo la tassazione al commercio. Immagino. Il mercante da più 10%, ciò. Infatti ci sarebbe utile anche qua il mercante. Ma ahimè non abbiamo altri mercanti e non credo sia conveniente spostarlo, cioè, da un altro posto. Quindi teniamo tutto come era prima. E quindi adesso io stavo. L'unica cosa da considerare è se bruciare o no queste province. Voglio fare assolutamente pace subito, perché se no non si integrano le province e la sovraestensione dura in eterno, cosa che non ho voglia di fare. L'unica cosa è che queste province inglesi sono qui sospese. E non so se abbiamo cioè, in 5 anni questi potrebbero finirle prima che finisce la tregua. Quindi io magari le bruciavo. Però d'altronde non voglio neanche rallentare l'espansione coloniale. Cosa facciamo? Ci arrischiamo? Perché non abbiamo neanche la possibilità di aspettare, come ben capite. Mm. È assolutamente impossibile aspettare perché non abbiamo proprio, non possiamo creare nuove colonie noi. Quindi abbiamo due possibilità: o distruggerle, queste due, o lasciarle lì sperando che non le finiscano in tempo. Gli inglesi non le finite in tempo le colonie. Comunque è davvero simpatico. Ormai il Portogallo è ai limiti del non esistere più, perché se facciamo un'altra guerra quasi potremmo vassalizzarla. Sarebbe fantastico. Poi fa le colonie per noi praticamente. Ah, sì. Quasi quasi non l'ho considerato. No, non possiamo di sicuro. Però probabilmente siamo quasi al limite al poterlo vassalizzare. E io adesso farei pace direttamente. C'è l'unica incognita. Cioè, più che altro sarebbe importante capire qual è la base di tasse di queste colonie. Potrebbe essere uno o due comunque. Quindi anche se poi ci toccasse cambiare la cultura, cioè a meno che siano province ricche, ma non credo siano province ricche perché non hanno neanche nessun bonus, come vedete. Questa è un po' più ricca forse, ma probabilmente non hanno più di due come tasse. Quindi anche se le finissero, non sarebbe proprio la fine del mondo perché costerebbe poi abbastanza poco, dato che abbiamo tanto potere. Costerebbe poi poco convertirle alla nostra cultura. Eh, abbiamo nello scorso episodio iniziato a convertire. Abbiamo finito di convertire il Carnaro e iniziato a convertire anche Trento. E credo che questo episodio possa essere abbastanza, cioè, sprintoso, perché potremo appunto procedere abbastanza rapidamente
non dovendo sostenere guerre varie. Allora, io direi quindi di mantenere le nostre, no, le colonie inglesi, purtroppo non sono nostre. Facciamo pace con l'Austria, l'Inghilterra e tutti gli altri. Ce ne vorrà male, immagino, Colonia. Speriamo. Questa guerra è davvero un'incognita perché, più che altro, non perché perderemo un po' di relazioni adesso con Colonia, anche un po' con la Francia, perché abbiamo interrotto la guerra senza il loro, cioè, senza combatterla fino alla fine, ma perché ho paura che si possa espandere a Berg, Colonia. E a quel punto, se si espandesse a Berg, non so se vorrebbe comunque diventare mio vassallo. Vabbè, comunque abbiamo fatto pace. Speriamo di aver fatto bene la scelta giusta qui. E ho anche modificato il nome di alcune flotte, la flotta africana e quella degli esploratori, mentre, cioè, prima di avviare l'episodio. E adesso dobbiamo creare invece di nuovo, ricompattare la flotta veneziana, quindi andiamo pure a prendere tutte le nostre navi e ho cambiato idea, la andiamo a unificare qui in Andalusia. E, perché ho intenzione di prendere questo esercito e sparpagliarlo un po'. Me ne servirà un po' perché voglio ancora combattere contro questi nativi. Abbiamo libero, c'è questo, che non è libero, ma lo sarà presto. Anzi, andiamo subito. No, non possiamo. Un secondo. Ok, ha finito l'embargo. Ah, il Portogallo è entrato in coalizione. Un momento. Dovremmo in effetti migliorarle. Si saranno davvero imbufaliti questi spagnoli e portoghesi, perché in effetti li ho semidistrutti. Quindi dobbiamo evitare che entri anche la Spagna. Ecco, una cosa davvero importante, perché se entrasse in una coalizione anche la Spagna, poi sarà più difficile nelle prossime guerre cavarne qualcosa. Allora, poi adesso è prioritario far fuori questi ribelli. Complimentiamoci subito con Carlo Felice per aver davvero condotto le nostre armate al trionfo nella scorsa guerra. Ecco, questi vogliono far pace, mentre io li voglio spennare, come si dice. Voglio tirargli fuori dalle loro casse di stato fino all'ultimo centesimo. Ah, ecco, abbiamo finito finalmente la colonia. Abbiamo libero quindi siamo stati proprio fortunati come preannunciavo. Allora abbiamo anche libero Utrecht. Un momento, Utrecht sarà nei casini questa guerra, insomma. Dov'è Utrecht? Non me lo ricordo mai. Deve essere qua, ecco. Anche loro nella guerra che abbiamo abbandonato, ma non mi importa. Non so perché mi debba chiedere l'accesso militare. Speriamo di completare questo obiettivo che c'è, è da 100 anni che dobbiamo completarlo. Allora, cosa facciamo con questo? Io gli direi di migliorare le relazioni con la Spagna. Sì, sarà un po' difficile, però è quello che tenteremo di fare. Ma sì, accettiamo tutte queste richieste. Ok, alla fine il Marocco ci ha seguiti, ma io direi Marocco adesso puoi tornare pure a casa a fronteggiare i tuoi ribelli. Linz appunto necessita il nostro fulmineo intervento. Questi ci seguono ma non possono aiutarci, quindi allora, questi chi sono? Comanche. Chiedono pace bianca. Vediamo dove siete. Allora. Vediamo. Siete ricchi voi?
Non credo. Avevo già controllato chi erano i ricchi. Ce n'era solo uno leggermente ricco. Ottawa. Ma dovremmo fare appunto un po' di guerra ancora. Era questo quello che io reputavo ricco. Ma sì, non... Dovremmo fare guerra a qualcun altro. Pony, Ottawa. Dov'è che saranno sti... Vediamo. Allora, Ottawa dovrebbe essere questa. 8000. Dai. Potremmo appunto avvantaggiarci di loro. Dovremmo farla sta guerra. Allora, è per questo che ho racimolato la mia flotta in questo luogo. Le mie 50 navi che vanno a costituire la flotta veneziana. E... ok. Perché voglio prendere in particolare le truppe un po'... no, prendiamole tutte, però queste le cancellerei. Allora, questa gente qua, e la manderei, cioè gli farei fare un giro spassosissimo. Ma voi siete tornati qua. Oh, non so neanche dove mandarvi. Vediamo dov'è che stanno facendo qua, vedete, quindi io direi di spostarci qua. Sti spagnoli anche qua. Allora forse ci conviene lasciarli qui questi. Per la prossima guerra. Sì, ecco, proprio in mezzo tra le due colonie. Vabbè, allora lasciamoli qui. Ma sì, lasciamo pure passare il tempo intanto, perché non credo... Vabbè, qualcosa succede, ma in effetti possiamo anche far pace con tutta sta gente. L'importante è non farla con gli irochesi e neanche con quegli altri ricchi. Ah, qui c'è il Basso Don. Ma sì, ma noi... Che cavolo ci importa di sta provincia? Niente. Quindi, direi... di accettare pure le richieste. Non ho voglia di mandare la truppe, quindi. Ok, voi scappate, ma a Trento. Cavolo, abbiamo perso un po' di truppe comunque. Ma non vi lascerò scampo. Si perde più noi che loro, ma la vittoria finale sarà nostra. Ok, li abbiamo fatti fuori. Allora, qui dobbiamo sbrigarci. Cosa... Il problema è che sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dividere in... Allora, una parte io la lascerei qua. Un'altra parte la dividerei ancora in due. E una metà li manderei appunto qua a far fuori questi. E l'altra metà invece, anzi queste sono 7, sono di più, li mandiamo qua. E gli altri invece li mandiamo qua. Ecco, questa era la... Però a questo punto abbiamo un bel esercito, buono nulla, perché senza fanteria dove può andare il nostro esercito? Da nessuna parte. Allora, quindi andiamo a ritrovarci un po' di fanteria più che mai necessaria. E quello che qualcuno mi consigliava un po' di tempo fa, cioè di costruire queste, adesso potremmo pensare di farlo davvero. Costruiamole nelle province più ricche, cioè con più manodopera base. Io andrei a farle qua. Perché voi ne avete di meno? Non si sa, perché è una provincia ricca di manodopera, ma se le costruissi... Tra l'altro dice aumenta i 25, ma poi
aumenta in maniera che dipende dai beni prodotti? No, non si capisce. Ah, viene diminuita perché non è una cultura accettata, ho capito. Mentre l'aumento penso sia dovuto ai beni prodotti. Ok. Quindi i beni prodotti sono anche importanti. Io continuerei anche vabbè, abbiamo finito i soldi però al momento. Ok, andremo avanti un po' più tardi a fare queste cose. Allora, qui siamo momentaneamente molto a rischio in realtà. Perché il rischio di volta qua? Ah no, non è alto. Come mai? Non è integrato, ma il rischio di volta è bassissimo. Va bene. Meglio così, ecco, abbiamo fatto la colonia, siamo tornati in negativo. Il nostro povero bilancio. Vediamo il... qui è appena migliorato. Un tantino. Producono avorio e schiavi, va bene, sono beni che ci servono. Poveri schiavi. Allora, ok, voi accettiamo la vostra offerta. Voi no. Siamo dei, insomma, discriminatori siamo, quindi. Bavaria, ma sì, accettiamo tutto. Vogliamo semplicemente migliorare il più possibile. Ah, qui abbiamo... Me ne ero dimenticato che avevamo un diplomatico. Allora, chi c'è? Nessuno che ha una successione davvero. Ah no, vedi? Siamo infami, eh? Vabbè, c'è una opposizione molto ampia. Bastardi. Vabbè, lo sapevamo che sarebbe potuta capitare qualche cosa di questo genere. No, vabbè, proviamo a portare, io direi, il più possibile di questo esercito. Cerchiamo di portarlo. Una roba tipo questa. Ok, siamo riusciti a prendere tutti e li mandiamo qua. Così avremo pure la fanteria necessaria. Allora, qui come va? Finiamo appunto a giugno di quest'anno. Appena cominciato. Ok, produciamo schiavi qua. Richiamiamo questo alla Svezia. Allora, dobbiamo un po' capire quanto manca all'arrivo delle nostre flotte che stanno accorrendo. Non molto, credo. Ah no, non è questa. Insomma, non lo sapremo finché non arriveranno, probabilmente. Questi chi sono? Navaio? I Navaio non sono quelli ricchi, no? No, si chiamano boie quelli ricchi, tipo. Navaio. No, non hanno un soldo. Ok. Accettiamo. Intanto ecco abbiamo finito anche quest'altra colonia, il che è molto importante. Ah, intanto stanno cercando di nuovo di colonizzare Manhattan, che probabilmente sarà una delle nostre ultime conquiste, perché non l'abbiamo ancora. È una delle poche zone che non abbiamo ancora colonizzato. Intanto cerchiamo di star dietro a questi perché... Ok, abbiamo il nostro super esercito qua. Ok, abbiamo anche integrato proprio in questo momento l'Andalusia. Cosa fare con l'ultimo diplomatico? E come vedete questi ci odiano un po' perché non abbiamo rispettato. Vabbè, facciamo così, dichiariamogli
noi gliel'abbiamo fatta questa. Ok. Sì, sì, è tutto. Basta che muoia sto maledetto re che poi li vassallizziamo. Ok, qui è quasi arrivato. Abbiamo tutte e 5 le colonie. Dove mandiamo? Adesso la domanda è dove mandare il colono? Potremmo mandarlo un po' ovunque. Allora, mandiamolo nella più sviluppata, dai. Purtroppo sono tutte in zona tropicale queste colonie. Quindi non abbiamo questa grande scelta. E va bene. Procediamo ancora. Ma anche con velocità ancora maggiorata potremmo pensare di procedere. Allora, vediamo questa armata. Io non so, potremmo anche quasi già pensare di sbarazzarci di alcuni mercenari. Non credo. Potremmo magari mandarli da qualche parte dove servono però sti mercenari. Ecco, possiamo usare questa flotta. Allora, vediamo un po' la mappa della manodopera. C'è una mappa della manodopera, no? Qua, eccola. Vabbè, il Tirolo ne ha tanta, ma davvero tanta perché ci ho costruito la marca. Vabbè, quanto aumenterebbe ulteriormente? No, non cambia. Non è questo che influisce. Però dobbiamo cambiare la cultura al Tirolo. Sì. Questo sarà necessario perché questo questa la costruisco perché questo ultimo edificio, che non è l'ultimo in realtà, perché io punterei su queste cose, su questa colonna in questa provincia, perché possiamo aumentare percentualmente la manodopera. Qui è già 1000, è già altissima questa manodopera. E quindi potrà aumentare ulteriormente. Tra l'altro la manodopera viene aumentata dai beni prodotti. Quindi punteremo anche su produrre più beni a quanto pare. E cosa può influenzarla ancora? No, beh, la cultura e i beni. Quindi punteremo su queste cose. Ah, comunque anche queste province hanno parecchia manodopera. Il Lazio, Firenze, la Lombardia sì, naturalmente Venezia ne hanno tantissima, ma anche a Brescia no. Cavoli, pensavo che Brescia ne avesse tante invece. Ok, ma potremmo anche farlo subito. Questa. Ah no, non possiamo. Perché stiamo costruendo l'armeria. Cosa facciamo prima? L'armeria? No, facciamo prima l'altra. Convertiamo la cultura. Costa parecchio, ma penso ne possa valere la pena, dato che abbiamo poi così tanti punti. Non è un problema così grave. Questa è la prima volta che vedo questo messaggio. Non sembra molto bello. Eh, prestigio. Beh, il prestigio non mi serve. Allora, c'è una guerra riguardante il confine coloniale. Allora, da dove iniziare? Sembra che i coloni di Casanova siano praticamente si siano avventurati nella banda orientale qua. Una provincia dell'Argentina in cerca di nuove terre e risorse. L'Argentina ha mandato la sua milizia per rispedirli indietro,
ma in pratica sono stati troppo zelanti e in pratica hanno spinto questi coloni indietro fino a Pathos, facendo dei raid e quindi delle incursioni e anche incendi. Quindi il conflitto ha avuto un'escalation quando Casanova ha inviato la sua milizia per fare lo stesso con la milizia argentina e ha fatto delle incursioni nella banda orientale. Il governatore dell'Argentina, Giovanni Maria Conti, sta biasimando il governatore di Casanova, Simone Barbarigo, e viceversa. Cosa dobbiamo fare? Allora, possiamo rimuovere. Il problema è che non si capisce se queste cose saranno poi rimosse durante il tempo. Dovremmo cercare di capire, perché mi pare che questi modificatori poi tendono a riportarsi a zero, dato che non abbiamo grande rischio di rivolta, tutto sommato. Perché siamo stati molto clementi con le colonie, finora, tranne con le Indie occidentali che stiamo un po' spremendo, ma neanche troppo. E allora Argentina e Casanova non hanno affatto queste problematiche. Anzi, io quasi quasi un po' di aumentare, dato che questa Casanova si è comportato male, potrebbe essere una buona scusa per aumentare le tariffe. Casanova, aumentiamole un po' ste tariffe. Ci prendiamo qualche ducato extra. E possiamo lasciare che risolvano tutto ciò da soli, perderemo prestigio. Dato che il prestigio non me ne frega niente perché vorrei avere invece l'obiettivo riguardante la stabilità, io quasi quasi faccio questo. Anche se poi penso che queste cose non ci darebbero nessun problema. Naturalmente non faccio questo. Potrei rimuovere il governatore di Casanova. No, facciamo che se la sbrigano da soli. Stupidi. Allora, perdiamo prestigio, ma che cosa mi importa il prestigio? Dato che non mi serve, io... Ecco, io lo faccio risolvere da soli, però gli facciamo anche pagare caro il loro comportamento sciocco. Allora, così ci arricchiamo anche un po', giustamente. Allora, abbiamo un diplomatico. L'Austria è completamente sottomessa dalla Francia. Io spero che non si espanda troppo la Francia, perché ci mancherebbe pure la Francia. Linz, di nuovo, ma sono insopportabili. Questa volta, tra l'altro, non abbiamo... Vabbè. Non abbiamo un grande esercito qua, pronto a fronteggiare quelli Linz. Ah, bene, c'è supporto per questa guerra contro, insomma, gli eretici contro cui stiamo facendo una crociata. Il popolo, cioè, sta sostenendo il nostro sforzo. Deus Vult, perdiamo quel poco di esaurimento di guerra che già avevamo. Questo ci importa davvero poco. Ah, e qui è finito finalmente. No, ho letto male. Ecco, sì, è finito il fallimento commerciale che abbiamo avuto, i postumi di quel fallimento. Ottimo. Qui dobbiamo assolutamente sbrigarci perché non ho assolutamente voglia di perdere tempo. Ok, Casanova perde il 5%, forma la sua assemblea coloniale, perde in questo modo desideri rivolta, però secondo me tornerà come all'inizio.
è solo una questione di tempo. Maledetti, la pagherete. Ok, ho distrutti. Non si deve. Insomma, non dovete offendermi. Allora, io direi di usare questo simpatico diplomatico per fare pretese su Beira. Tanto noi abbiamo già loro come rivali, sì, anche se sono poco, cioè come rivali non sono molto appropriati perché ormai sono abbastanza ridicoli. Allora, vediamo un po'. Voi andatemi qua. Voi tornatemi indietro. Io credo che qua convenga prendersi un po' di esercito e riportarlo in Italia. Forse. Molto incerta la cosa, però penso che questi se la possano cavare da soli. Vogliono un rimpiazzo. Vabbè, mandiamogli il rimpiazzo. Anche qui sarebbe curioso vedere se se invece imponessimo la nostra scelta, cioè l'aumento di desideri di libertà sarebbe permanente o meno, ma credo di no. Anche se no, se lo fosse sarebbe davvero sbagliatissimo assecondarli. Mm. Qui sembra che vanno a due velocità diverse e questo è assolutamente avvantaggiato sull'altro. Questo sta andando un po' troppo veloce. Già. Speriamo che questi selvaggi si facciano sentire, perché se no temo che finiranno la colonia in tempo. Allora, andiamo quindi a costruire questa nostra armata, perché in pratica dobbiamo ricostruire un'armata qua, che purtroppo è scomparsa a causa della sanguinosa guerra che finalmente è finita. Ecco, qua intanto vediamo. Voi cosa fate? Ah sì, state tornando. Vediamo questi. Ecco, qui potremmo davvero iniziare la guerra coloniale. Mandiamo pure questi a supportare l'azione. Non so, non abbiamo tantissimo esercito, però per quanto possa essere difficile, ecco, abbiamo finito è finita la sovraestensione, vero? Sì, non è più così elevata. Ci è costata un'instabilità, accidenti. Però vabbè, che ci si può fare? Qui la guerra procede. Ok, non è saltato il mondo, non è avevo paura davvero che si fosse bloccato il gioco, invece a quanto pare no. Qui non serviva perché sono troppo impegnati su questa. Questo è il grano, va bene. Io direi di dichiararla la guerra. Tanto questa guerra non ci costerà. Sono nella coalizione contro l'Etiopia, ma sì, curatevi dell'Etiopia. Beh, però forse è meglio finire la nostra azione qua. Ok. Però ragazzi, dateci l'accesso militare.
Cavoli, qui non... praticamente è difficile passare di qui. Ok, Spagna, 2 giorni. Ok. Ah, ma Gonza ha perso praticamente. Va bene. Cavoli, questi si sono presi pure Limburg. Non era il caso. Sì, non temete voi. Allora, da cosa iniziamo? Guerra qua, passaggio là. Facciamo guerra qua. Guerra religiosa. No. Sì, no, non lo so. Allora, no, facciamo guerra religiosa. Penso sia meglio. Anche se non sono sicurissimo dei risultati. Ok, nessuno ci aiuterà, ma che cosa ce ne importa? Non si sa. Ok, allora questa guerra sarà importante. Ecco, perché ci serve un generale. Allora io direi che questo vada più che bene. Aspettate però. Forse potrebbe andare bene anche l'altro. Sì, è anche più forte, quindi usiamo l'altro. Qui non abbiamo una grande guarnigione, in effetti. Andiamo subito a trovare l'esercito nemico. Allora, non pare che sia qui, quindi io mi muoverei in questa direzione. Tariffe sullo zucchero, sempre per Casanova. 1%. Sì, no, le tassiamo. Perché aumenta tra l'altro l'1%, cioè le tariffe e dell'1% il rischio di... cioè il desiderio di libertà, mentre normalmente aumenterebbero, cioè il desiderio di libertà aumenta doppio rispetto alle tariffe. Quindi qui abbiamo, è sempre molto conveniente questo evento. Qui però non è cambiato niente, non so perché. Vabbè. Non si sa perché doveva aumentare, ma... Ancora, stanno continuando a creare pretese su di noi. Questo non mi piace per nulla. Allora, qui, con questi eserciti... Com'è il rischio rivolta? È abbastanza elevato, però io penso che invece a noi debba importare principalmente di un'altra cosa. Cioè di tenerci pronti a una guerra contro gli ottomani e contro Algeri. Farò una guerra insieme. Però naturalmente, vabbè, dobbiamo prima finire anche l'altra guerra. Allora, vediamo un po' come va qua. Ecco, ho visto le cose. Io qua sto andando incontro a... Ma forse mi conveniva rimanere qua, sostanzialmente. Qui abbiamo un sacco di manodopera. E questo è fantastico perché la manodopera è davvero quello che ci serve. Cerchiamo di creare un reggimento perfetto qua. Cosa potrebbe servire? Io direi facciamo... io farei così. 1, 1. Facciamo così, questo reggimento. Quindi 20.000 di fanteria, 4.000 e 16.000. Ok.
Ok. Allora iniziamo a fare sti assedi perché... Schiavi, produciamo sempre schiavi, va bene. Scappate, ma non avrete molto tempo. Allora, qua, sì, buonanotte. Io dovevo, da un secolo più o meno, chiedere l'accesso militare. Sì. Così è meglio. Ecco, quello che già immaginavo potesse accadere. Cioè che hanno vinto l'assedio in un secondo, sti... Oh! Quanto... Oh, un diplomatico extra, che bello. Più advisor, più un leader in più. Ma che bello, era quello che davvero sognavo da qualche millennio. E che fortuna, anche Montefeltro abbiamo. Va bene. E... migliorare... accumulare soldi. Ecco, noi vogliamo invece la provincia rivale. Già. Beh, tra l'altro è quello che stiamo appena facendo, quindi... che fortuna. Un obiettivo più azzeccato di questo mai si conobbe. Allora, io direi che qua possiamo anche metterci... Oh, guardate, un teologo, un governatore coloniale, un navigatore, master recruiter, un bel po' di gente, insomma. Qui c'è qualcuno di utile, ma in realtà no. Questo sarebbe utile, ma è solo livello 1. Allora, abbiamo questo diplomatico e gli diciamo appena è possibile. Fantastico. Allora, gli diciamo di annullare sto passaggio, dato che è solo un gran costo di punti diplomatici. Ok. Allora, questo, Simone, vogliono, come volete, un rimpiazzo? Casanova sempre. E come vedete sta di nuovo aumentando. Questo. Vabbè. Io quasi quasi sono propenso invece a fargli mantenere questo. Casanova. Sei abbastanza evoluta. E perché vuoi rinunciare a un così ottimo governatore? Vabbè, ma sì, ascoltiamoli. Burocrate. Burocrate. Va bene, qui abbiamo iniziato l'assedio. Grano, ecco, il grano non mi piace, però ci tocca qua. Grano. Vabbè che il grano comunque qualcosa di buono lo poteva dare, però è un po' difficile avere il 20% del commercio di grano. Cioè, leggermente impossibile. Abbiamo il 7%. Sì, e poi non serve comunque a niente. Ma che razza di fortezze c'hanno sti qua? Sono impazziti. Insomma, mi hanno messo già alle strette. Vabbè, allora andiamo qua noi. Lasciamo solo uno qua. Ui, no, 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 no. Allora. Ma che razza di flotta avete? Cavoli, non avevo notato che avevate la flotta più potente dopo la nostra. Vediamo, totali navi. No, non avete la flotta più potente dopo la nostra. Però non scherzate. E quindi questa la flotta africana me la state distruggendo. No!
capito. Siamo spacciati, insomma, c'avete... Hanno pure il loro generale. La vostra flotta pagherà questo affronto. Affronto, sì. 29. Vabbè, facciamo così. Voi rimanete pure qua. Noi abbiamo delle gatte a pelare. Allora. Qui mandiamo anche questi. Perché dobbiamo creare un secondo, a nostro parere. Un secondo grande, una seconda grande armata, la seconda legione. Questa è la prima, la seconda non aspetterà molto a manifestarsi. Però qui no, non volevo perdere, no, via, 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 via. Abbiamo perso qualche mercenario, qualche nave, vabbè. Perso tutto. Avete capito? La pagherete carissima. Vabbè, per fortuna non è stato troppo deleterio per noi tutto ciò. Siamo... ok. Intanto, attenzione, colpo in scena. Wow. L'Olanda ha dichiarato indipendenza dall'Austria. E ha dichiarato, cioè naturalmente si crea una guerra in questi casi. Il che ci salva perché Limburg adesso fa parte dell'Olanda. Ok, e a questo punto l'Austria è morta, cioè che cavoli succederà? Sono davvero curioso di vedere che pace potrà siglare, ma gli passerà anche la voglia di stare in una coalizione contro di me, immagino, perché in una tale situazione io non sarei proprio propenso a fare coalizioni. Allora, qui... bisogna fare così. Sì, sta guerra... no, che cavoli sto facendo? Vabbè. Insomma, non credo che possa... credo che l'Austria diventerà uno stato sempre meno importante. Allora, qui intanto abbiamo cultura lombarda a Trento. Sì, aspettiamo per espanderla oltre, credo che per il momento abbiamo già fatto abbastanza. Potremmo far questo, ma non abbiamo tanti soldi. Io direi di continuare invece a costruire. Più che altro non so dove costruirle. Dov'è che abbiamo detto che c'è tanta manodopera? Non a Trento. Allora, possiamo farla a Modena, ad esempio. Modena è messa abbastanza bene. Davvero, ok. Per qualche ragione a me sconosciuta, Modena ha tutta questa manodopera. Costa il grano, naturalmente produce grano. Vabbè, accesso militare, ma sì, Olanda, noi siamo amici, però in effetti... Ok, abbiamo già conseguito l'obiettivo, però in effetti tu sei un possibile rivale anche tu per la colonizzazione, vero? Exploration Ideas, vedi, ce l'hai già, maledetta. Infatti... Adesso io mi aspetterei anche che gli olandesi inizino a colonizzare, però non vi rimane molto a colonizzare, ragazzi miei. Mi sa che non avete molte possibilità. Prendere Langvat. Langvat? Cavolo è Langvat? È qui? No. Ma l'ho vista 1000 volte Langvat.
Allora, vediamo un po'. Ah, questa. Sì, ce la possiamo prendere l'Akvat. Potere militare. Amministrativo ci dà, non militare. Però dobbiamo aspettare un attimo per prendere l'Akvat. No, non è vero. Però, sì, no, dobbiamo fare la guerra con gli ottomani per prendere l'Akvat. Perché sono alleati. Vabbè, non ci manca tanto, perché appena creo la seconda legione io potrei anche... Infatti poi le voglio anche rinominare. Oh mio Dio, questi vengono un po' dappertutto. Aribi, ah sì. Ok. Poi questi dovranno pure tornare. Ah no, saranno in esilio, quindi non sarà un problema farli tornare. Qui serve la flotta. La flotta, dove sei? Sei in viaggio? Sì, pian pianino arriverà. Comunque è stato un ottimo episodio anche questo. Siamo finalmente tornati a capo di questa curia. Comunque l'idea francese di scomunicare, no, di creare la crociata contro gli irochesi è stata fantastica. Vediamo un po' invece qua. Qui siete rapidi un po' in tutte e due. Avete recuperato il divario. Però, quanto manca alla nostra tregua per finire? È molto. Beh, in realtà 3 anni, quindi neanche troppo. Potremmo riuscirci a fare questa guerra. Io, ecco, magari faremo anche qualche pretesa su di loro. Intanto capiamo un po', siamo... magari toglierò il Portogallo, perché il Portogallo adesso sembra davvero... è lì a leccarsi le ferite, non ha più colonie, almeno che siano... Ui, non è che questa è una colonia... No! Il Portogallo mi sa che ci sta cercando di fregare. In realtà forse queste sono colonie portoghesi, è l'unica cosa che posso ipotizzare perché se non davvero non avere colonie il Portogallo è strano. Cioè, capisco la difficoltà del momento, però ma la cosa mi puzza. Probabilmente si sono colonie portoghesi a questo punto che non avevo notato. Il Marocco riuscirà a far tornare a sistemare? Vabbè, sono contadini, niente di che. Io direi continuiamo nella nostra opera qua di reclutamento, anche se vabbè non c'è tutta sta necessità imminente di soldati, però ci iniziamo già a preparare per questa guerra. Io mi sono davvero un po' stufato di questo espansionismo ungherese, no? Perché gli ungheresi hanno queste pessime tradizioni. Io infatti quasi quasi gli ordino di liberare un po' di stati all'Ungheria prima o poi. Ma io potrei costringere per assurdo, eh? Vabbè, non posso adesso. Allora, prima di chiudere l'episodio, voglio controllare una cosa. Se posso... Influenza, no? Dovrebbe essere qua. Ecco, forzare la pace. Dato che io voglio molto bene a Colonia, se io forzo la pace a Colonia, cioè all'Austria, poi Colonia si trova a bocca asciutta, sarebbe una domanda davvero curiosa. Ok, ci sono tornati questi simpatici amici. Allora, miglioriamo un po' le... No, le relazioni con lo Stato e la Chiesa. E vediamo un po' anche sta cosa. Ah, vabbè. Non posso solo perché ho la... ho una tregua. Con loro non posso perché, tra l'altro, non ha senso tutto ciò. E invece a Colonia posso.
Vabbè, ok. Non si può perché siamo alleati. Interessante. Tutto ciò. E allora, siamo pronti. Vediamo un po' cosa fare con questi diplomatici. Abbiamo tutte le pretese necessarie per dichiarare queste guerre. Sì. Gli ottomani. Potrei fare Izmit, ma abbiamo già. Beh, Izmit potrebbe anche essere una buona idea. Vabbè, creiamola sta pretesa su Izmit. Perché no? Tanto abbiamo tutti i diplomatici del mondo. Ecco, e poi voglio anche creare pretese sul Congo, ecco cosa potrebbe interessarmi. Il Congo si è divertito un po' troppo a convertire le province, questo non mi piace perché non potrò cambiare la cultura con la conversione. Ah beh, ma non si convertivano comunque, vale solo per l'America, si vede? Cosa ci daresti? Pace bianca, ma non vedi che ti stiamo assediando e distruggendo? Mi offre pace bianca. Vi manca l'acqua e mi offri pace bianca. Qui non finirà mai finché non arriva la flotta. Comunque non capisco dove sia l'esercito. Temo che arrivi prima o poi. Sì, questo è un buon obiettivo, tutto sommato, però aspetto. Vediamo che non ne compaia magari qualcuno più facile da realizzare. Quanti soldi vorrebbero? Un sacco per questo stupido obiettivo. Almeno una volta dava soldi extra e allora era buono, ma adesso dà prestigio, che è la cosa che a me non interessa mai. Allora, vediamo. Abbiamo detto 20.000 uomini, quindi qui siamo. Quanti ne abbiamo? 6.000, 17.000, quindi per finire ne servirebbero altri 3.000, ma io lascio un attimo da parte questa creazione di esercito perché non ce n'è così tanta necessità al momento e finirei solo per aumentare i costi. Stelgrano. Vabbè, chiudiamo qui l'episodio, dai. Comunque, ottimo, benissimo. Credo che prossimamente avremo da divertirci. Alla prossima!